I 5 miti più diffusi sul dolore cronico persistente. Se ho dolore significa che il mio corpo è danneggiato? Oppure un vecchio infortunio può far male per sempre? O gli esami spiegano il dolore? E devo proteggere la zona dolente evitando movimenti. Il dolore cronico è solo una questione di postura, muscoli e ossa. Un altro è non si guarisce mai, si può solo gestire. Questi sono miti che probabilmente avrai sentito più e più volte o magari sono credenze che hai dentro di te. In questo video andiamo su uno per uno di questi miti e li smontiamo perché ti dico già, tutti questi miti non sono veri, cioè sono cose da assolutamente smentire, soprattutto se soffri di dolori persistenti da più di 4 mesi, hai già fatto delle terapie, non hai avuto risultati. Ecco, andiamo direttamente sulla parte, diciamo, clou, che sono le credenze che abbiamo sul dolore, perché le credenze, se le smontiamo, ti prometto che il dolore, non dico che passa al 100%, ma nei prossimi giorni o oggi stesso avrai una nuova esperienza sul dolore. Capirai molte cose che non ti sono state dette, così che tu possa riprendere la vita con più serenità, con meno controllo e con meno paura. Andiamo quindi sul primo mito. Se ho dolore significa che il mio corpo è danneggiato. Questa è una credenza molto comune, molto 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 comune. In realtà il corpo guarisce, il problema è la sensibilizzazione del sistema nervoso. Quindi quando c'è stato un infortunio, magari quel giorno di 2 anni fa, o quel giorno che sei rimasto bloccato o bloccata alla sedia, quel giorno là c'è stato un piccolo trauma a livello nervoso, cioè il sistema nervoso in quel momento è andato in ipersensibilità per vari fattori psicosociali. Molto probabilmente quel giorno era un giorno molto stressante per te o il periodo precedente, magari qualche mese precedente, o magari tutto è nato in un giorno dove una notizia ti ha veramente fuorviato, cioè ti è arrivata una notizia molto molto negativa, ad esempio un lutto, e da quel giorno le emozioni le hai processate in modo molto differente rispetto a prima. Le emozioni infatti possono creare una grande quantità di energia che se non espressa, se non metabolizzata, può creare dolori persistenti, sintomi persistenti di vario genere, che sia dolore alla schiena, che sia cervicalgia, che sia emicrania. Quindi questo mito, se ho dolore significa che il mio corpo è danneggiato, è un qualcosa da assolutamente, diciamo, debellare. Prima di andare avanti, lasciami spiegare un attimo chi sono se non mi conosci. Io sono Alessio Veneziano, sono fisioterapista, terapista psicosomatico, mi sono specializzato nel dolore persistente. Da circa più di 4-5 anni lavoro con persone che hanno avuto dolori persistenti, che finalmente sono ritornati a vivere con una scioltezza, con una pace interiore, perché il loro problema, nella maggior parte dei problemi che seguo, sono dolori creati da un sistema nervoso ipersensibile, non da un danneggiamento, da una struttura che non va bene nel corpo. Quindi quando ti dico non danneggiato, è perché molte persone pensano che il dolore è lì se c'è qualcosa di malvagio all'interno, ovvero qualcosa che si sta per andare a rompere e quindi ogni persona arriva fino al limite del, diciamo, della funzionalità del proprio corpo, perché se va oltre rompe qualcosa, danneggia qualcosa. Se quel giorno fa di più, starà una settimana a letto. E per quanto questo sia vero in certi casi, nel senso che potresti stare a letto, ma è una questione più di credenza. Quindi se io credo che qualcosa succederà di malvagio, succederà. Ed è vero che qui sembra qualcosa di magico, sembra che stiamo entrando in un qualcosa di esoterico. In realtà è proprio neuroscienza. Questo è il potere appunto del nocebo o del placebo. Perché il placebo è un qualcosa di terapeutico che possiamo usare a nostro piacimento e a nostro favore ogni qualvolta abbiamo delle resistenze. E spero che queste resistenze in questo video vanno una a una a debellarsi.
Quindi la seconda mito, il secondo mito che ti ho detto è il vecchio infortunio. Un vecchio infortunio può far male per sempre. E qui voglio risponderti dicendo che il corpo ripara. Il dolore persistente è mantenuto dal cervello, quindi c'è una protezione a livello muscolare e un controllo a livello muscolare molto potente. Quindi se tu hai dolore al ginocchio, per esempio, e ogni volta che scendi le scale ti fa male, ed è un problema al ginocchio che non è stato riscontrato nulla a livello fisico di grave, e molto probabilmente stai controllando il dolore al ginocchio. Cioè lo stai controllando e più lo controlli, più i muscoli si rigidiscono. Prova a pensare a un pugno, questo è il classico esempio che si dice spesso, a un pugno che rimane stretto per molto tempo e con questo pugno che rimane stretto per molto tempo, metti una penna in mezzo e prova a scrivere. Fai una forza incredibile, emani un'energia molto molto più grande rispetto a un'energia più debole, più flessibile per scrivere. Quindi quello che stai facendo col tuo ginocchio, con la tua schiena, con il tuo collo, è di rimanere costantemente in modalità di allerta e di resistenza e di controllo, di paura, perché nessuno ti ha detto non c'è nulla che puoi rompere, quindi tanto vale ritornare a una modalità più rilassata, capendo che non c'è nulla che puoi rompere e iniziando pian piano a dare spazio al corpo. E però non solo pensandolo, ma facendolo. È vero che ci sono degli step, diciamo, che si possono fare, ok? Non bisogna subito andare a farsi una corsa, ma pian piano il corpo inizia a, diciamo, rilassarsi automaticamente, ma bisogna metterlo alla prova. Se tu ogni volta che senti dolore ti fermi e dai comunque un indizio o un input al sistema che quello è il tuo limite, invece di dire guarda, sento dolore, vado oltre. Vediamo se il dolore aumenta. Noterai che il dolore non aumenterà, anzi rimarrà uguale. Questo succede la prima settimana, la seconda settimana, fino a che il dolore non va a evaporare, perché la paura evapora, l'ansia evapora e quindi questa energia viene finalmente espulsa dal nostro corpo. Terzo mito, gli esami, quindi MRI, quindi risonanze magnetiche o RX, lastre, spiegano il dolore. Questo è un qualcosa di molto comune, anche questo. Quante volte ti sarà stato detto, guarda, facciamo una risonanza magnetica, poi vai dal fisiatra che ti dice cosa devi fare. Il fisiatra ti vede questa benedetta risonanza, o questa lastra, o questa ecografia, e ti dice, guarda, qua c'è da fare laser, c'è da fare tecarterapia e c'è da fare 10 sedute di fisioterapia. Ma non è che ti viene spiegato perché tu senti dolore. Lui si basa su quelle risonanze, quelle fotografie, senza chiederti quando è nato il problema, come ti senti a riguardo di questo problema, come stai a livello emotivo, cos'è che pensi stia succedendo nella tua schiena in questo momento. Perché molte persone, fin quando non gli viene detto che non c'è nulla che possono rompere a livello dei dischi della cervicale o dei dischi della schiena, non vogliono riprendere a fare movimento e ci sta, perché pensano che stanno andando a rompere qualcosa, che si va a sfregare qualche osso su osso. Quindi gli esami, questi qua, queste fotografie, spesso mostrano anomalie normali, anche in persone senza sintomi. Quindi se io ho una persona che non ha assolutamente dei sintomi, quindi sta bene, e gli viene fatta una risonanza o un'ecografia al ginocchio o da qualsiasi parte del corpo, notiamo sempre delle abnormalità, anomalie normali, ovvero delle degenerazioni discali, probabilmente troviamo delle ernie, delle artrosi, ma queste sono assolutamente asintomatiche. Ho fatto un video su YouTube che ti spiega dal punto di vista proprio neuroscientifico, con uno studio scientifico, questa cosa. Quindi, una volta per tutte, gli esami, risonanze magnetiche, piuttosto che ecografie, piuttosto che TAC, non spiegano il dolore, perché il dolore ha tre fattori: fisico, sociale e psicologico. E il sociale e psicologico non si vede da una fotografia. Quindi devo proteggere, andiamo sull'altro mito, devo proteggere la zona dolente evitando movimenti. Spero di averti risposto qua perché l'evitamento rinforza la paura e il dolore.
Quindi se non faccio qualcosa, rinforzerà quella paura. Ora tu dirai, ma io soffro di fibromialgia, questa etichetta, quindi dolori cronici diffusi. Ricordo che è un'etichetta, la fibromialgia, che non è una sentenza. Non è come dire soffro di Parkinson o soffro di multipla sclerosi, e non è uguale, è totalmente diverso, vuol dire semplicemente soffro di dolori diffusi. Quando vai a evitare il movimento fisico, anche nella fibromialgia, vai ad aumentare quel rinforzo muscolare che ti tenerà bloccato. E quindi noterai che l'evitamento in realtà porta avanti i sintomi. Se ti muovi un po' di più, noterai che il dolore o rimane uguale o diminuisce. Questo sempre accade, a meno che non ci siano delle credenze troppo limitanti, autolimitanti di qual è la problematica. Andiamo su un altro mito. Il dolore cronico è solo questione di postura, muscoli e ossa? Ovviamente no, ok? Molti fisioterapisti ti diranno, vabbè, facciamo un massaggio o facciamo questo esercizio dal punto di vista fisico e il problema andrà bene, e il problema si risolverà. Un'altra cosa, faccio una parentesi qua, perché molte persone vanno dal fisioterapista pensando che fanno massaggi, molte persone vanno dall'osteopata pensando che scrocchiano la schiena. In realtà questo è, per quanto vero in parte, non sono, i massaggiatori non sono fisioterapisti e coloro che scrocchiano solo la schiena non sono osteopati. Questo è qualcosa che nella nostra società è stato passato, fatto passare. Quindi quando vai dal fisioterapista, in realtà il fisioterapista è stato educato a fare riabilitazione, quindi dare un input al tuo corpo per rilassare, ma non attraverso il massaggio, ma attraverso le informazioni e il movimento. Quindi questo è quello che deve passare. L'osteopata ha un approccio leggermente diverso, che ovviamente dovrebbe essere uguale, ma l'osteopata ha un approccio leggermente più manuale. Però non dovrebbe scrocchiare e basta. Questo viene fatto però da molti terapisti che non sono formati alle ultime neuroscienze, alle ultime modalità di gestione del dolore cronico e purtroppo ti vengono date queste terapie. Quindi ricordo, la postura non c'entra niente, anzi è una conseguenza del dolore. I muscoli sono contratti perché c'è una conseguenza, credenza sul dolore stesso, e le ossa non sono il problema. Nella maggior parte, stragrande maggior parte dei casi, a meno che non ci siano stati dei traumi, fisici da impatto, quindi incidente, a quel punto ci siano delle rotture, delle fratture. Quindi nulla di queste tre, muscoli, ossa e postura, sono la causa del dolore persistente cronico. Ok? Quindi l'ultimo mito è non si guarisce mai, si può solo gestire. Ora, qui molte delle persone pensano che il dolore cronico è cronico perché te lo devi tenere tutta la vita, anni. In realtà il dolore cronico può essere curato. Ci sono tante testimonianze che dimostrano remissioni anche complete al 100%, sia nel mio canale che in altri canali YouTube, ma anche altre persone, cioè altre fonti. Esempio, quante persone hanno letto il libro del dottor Sarno e hanno visto delle testimonianze di quante testimonianze ci sono di chi ha letto il libro del dottor Sarno su Amazon, per dire. Quindi gli approcci sono tanti di questo tipo biopsicosociale e non sono l'unico terapista che fa e divulga queste informazioni. Ora la nuova fisioterapia è una fisioterapia più attiva perché sappiamo che il dolore cronico non può essere curato con dei massaggini. È vero, il tatto, il tatto, cioè ehm, il portare una mano su un altro corpo dà sicurezza, ma non è la mano stessa, ma è il senso di sicurezza che dà del beneficio. Quindi non farti fare dei massaggi se soffri dei dolori cronici al collo, perché non è quello il problema. Non è che ti devi rilassare perché sei solo contratta, devi capire qual è il problema prima e che puoi rilassarti dall'interno senza qualcuno che ti mette le mani addosso, senza che c'è quell'osteopata che ti fa scrocchiare la schiena perché altrimenti ti bloccherai di nuovo. Perché il problema è di questa contrazione all'interno del nostro corpo data dal sistema nervoso centrale
data dalle nostre credenze, dalle nostre ansie, dalle nostre preoccupazioni. Quindi non è che sei necessariamente super stressato, è che nessuno ti ha spiegato queste cose. Una volta che hai capito i meccanismi, hai più consapevolezza, e qui quando dico consapevolezza riprendo il libro, Il potere della consapevolezza che ho scritto, te lo metto giù in descrizione per capire l'approccio che uso nel dolore cronico, a quel punto tu puoi non solo capire, ma agire in modo diverso. Agendo in modo diverso, i movimenti sono più fluidi, più rilassati, hai meno paura di muoverti e piano piano anche i sintomi vanno a rimettersi, ok? In remissione. Quindi non si lavora sul sintomo, si lavora sulla credenza di quel sintomo. Questo è importante dirlo. Quindi l'osteopata probabilmente non lavora, almeno la maggior parte degli osteopati, perché non sono tutti uguali, e la maggior parte dei fisioterapisti dovrebbe lavorare sulla credenza di quel dolore. Perché pensi che hai questi dolori? Non sul ti aggiusto come se fossi una macchina e poi domani vediamo come va. E quindi questo è importante. Penso di averti dato tutte le informazioni di cui tu avevi bisogno. Scrivimi nei commenti se c'è qualcosa che non ti è stato chiaro. Ti lascio qualche video ulteriore perché se ti è stato di aiuto questo video, sicuramente ti sarà di aiuto il prossimo che vedrai, o in alto a sinistra o in alto a destra. Se vuoi scrivermi perché vuoi avere delle consultazioni direttamente con me, anche lì guarda il link in descrizione perché puoi trovare insomma il modo in cui prenotarlo. Per adesso è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!